Credo sia indispensabile mettere in campo più politica e forse meno commissari per Venezia. Il bando che indice un concorso internazionale per la progettazione di punti di attracco fuori dalla laguna per le grandi navi da crociera e commerciali sarà pubblicato sulla Gazzetta Europea il 29 giugno. Ma quanto può aspettare ancora Venezia? Il conto alla rovescia dell'ultimatum UNESCO per inserirla nei siti a rischio procede imperterrito. Alla Camera dei Deputati il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini rassicura. Gli uffici del Ministero stanno approfondendo con l'autorità di sistema portuale e con gli operatori economici a vario titolo coinvolti le modalità attraverso cui realizzare, in coerenza con l'orientamento espresso dal Comitatone nella seduta del 21 dicembre 2020, punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, alcuni dei quali già utilizzabili in tempi brevi. Giovannini risponde al deputato veneziano Nicola Pellicani, che ha elencato tutti i nodi irrisolti che stanno drammaticamente venendo al pettine. Le grandi navi rappresentano solo la punta dell'iceberg di una città che ha innumerevoli fronti aperti. Il Mose con i cantieri fermi da mesi, al consorzio con un debito enorme, penso all'operatività del porto, all'aeroporto, al tema del ripopolamento della città, alle bonifiche di Porto Marghera e ovviamente penso al turismo, ovvero anzitutto alla gestione dei flussi, perché Venezia deve fare i conti con tanti gigantismi, non solo quello delle grandi navi. Mi riferisco al numero dei visitatori, il numero degli alberghi, eccetera, eccetera. Pellicani si augura scelte condivise coinvolgendo tutti, gli enti istituzionali di ogni livello, il mondo del lavoro, le categorie economiche, ma intanto il dibattito che si sviluppa in città divide persino dentro il centrodestra e il centrosinistra. L'immobilismo del Parlamento, denunciato da Simone Venturini, assessore comunale al turismo eletto con la lista Brugnaro, è respinto dai deputati leghisti del Veneziano, così come Pierpaolo Baretta, candidato sindaco del centrosinistra alle ultime comunali, ha rimandato al mittente le accuse di ambiguità del PD veneziano sul tema grandi navi lanciato da Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme.